57 scatole di scarpe trasformate in cassettine per raccogliere atti concreti di vicinanza e solidarietà con le popolazioni della montagna veneta flagellata dal maltempo di fine ottobre. Parte da Cazzago di Pianiga, epicentro del devastante tornado che nel 2015 distrusse i territori della Riviera del Brenta, l'iniziativa di 4 giovani che hanno coinvolto il paese intero per restituire l'affetto ricevuto 3 anni fa. Che è un'iniziativa volta a raccogliere fondi per il bellunese, ma non solo per il bellunese a Gordino, ma anche per il vicentino litorale di Venezia. Quindi questa raccolta fondi sarà interamente devoluta all'IBAN della Regione Veneto. Non è la prima volta che Cazzago si dà da fare, lo sanno bene i cittadini di Bovolenta e Casalserugo colpiti dall'alluvione del 2010 che ricevettero sostegno per lenire le ferite di un disastro senza precedenti. Noi c'eravamo e abbiamo teso una mano, dice Emanuele Benetti, e nel 2015 ci hanno teso una mano. Oggi tocca di nuovo a noi. Abbiamo riproposto questa iniziativa che fortunatamente si sta espandendo non solo a Cazzago ma anche ai comuni limitrofi e non, quindi parliamo di Dolo, Mirano, Vigonza, Campodarsego e si sta espandendo. Garante della raccolta è il parroco di Cazzago di Pianiga, Don Davide, che con il sindaco e il consigliere regionale Gabriele Micheletto presenzieranno l'apertura delle scatole al conteggio della raccolta durante una serata evento prevista per il 21 dicembre prossimo alle 20:45 nella sala convegni del paese. L'incasso sarà consegnato al funzionario dell'istituto di credito che il lunedì successivo eseguirà il bonifico sul conto corrente aperto dalla Regione Veneto. La raccolta è già partita e la generosità appare infinita e a tratti commovente, come il gesto di un bambino che si è fatto accompagnare per deporre i propri risparmi nella cassettina esposta nella farmacia di via Monteverena. Nel paese siamo uniti da tanti anni, ci conosciamo anche un po' tutti in questo paese e quindi per noi insomma è un piacere e non solo anche un dovere, perché noi aiutiamo già tante persone nel sociale e anche questo insomma ci fa lieti.